a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di nuova pedagogia. Oggi parleremo ancora di Scuola Agire e di una persona che insomma è diventata membro attivo di Scuola Agire, che è Isha Fois. Ciao Isha! Ciao Adele, ciao a tutti, grazie per questo invito. Isha ha una storia straordinaria e adesso la andremo a esplorare perché anche lei è un esempio di come per approdare alla nuova pedagogia bisogna avere l'umiltà di affrontare e di decidere anche di studiare certi temi nonostante si sia professori a livello universitario, e questo è il caso di Isha. Isha, comunque cominciamo a parlare di com'era la tua vita prima di incontrare la nuova pedagogia. Sì, certo. Allora, la mia vita prima di incontrare la nuova pedagogia era sia in Sardegna che in Inghilterra. Insegno geografia umana all'Università di Salford, a Manchester. Quindi già da circa 10 anni che lavoro come docente universitario qui in Inghilterra. Sono stata prima a Newcastle, poi a Nottingham, a Berryswith e poi eccomi qua, sono arrivata con il tanto sognato lavoro a tempo indeterminato. Con una materia tra l'altro molto bella, molto originale, poi ce ne parlerai dopo. Sì, in geografia. Io ho studiato economia, quindi insegno geografia economica, però diciamo che è un ramo della geografia umana. Tra l'altro vivo anche in Sardegna, dove organizzo degli eventi sciamanici, quindi diciamo che ho questi due lavori, eccetera, però l'educazione è sempre stata una chiamata della mia anima, diciamo così. Quindi sì, la mia vita era abbastanza complessa già da prima di incontrare Scuola Agire, e mi ricordo che ti ho conosciuto qualche anno fa, Adele, giusto? Sono venuta a Campo Tagore, a Tertenia, ed erano tra l'altro sia un'amica che era venuta a trovarmi, che mi aveva appunto fatto il tuo nome, ma poi avevo ricevuto anche un messaggio da prima, da altri amici che mi hanno detto: tu devi assolutamente conoscere Adele, Campo Tagore, Scuola Agire, eccetera, e poi l'occasione si è creata. Giusto, sì, mi ricordo benissimo quel giorno sei venuta con Grazia di Genova, che mi ricordo che mi dicesti: ti ammiro perché tu hai un gran coraggio a vivere qui in un camper in Sardegna, lo ricordo benissimo. Sì, perché tra l'altro io ero proprio in una fase di ritorno in Sardegna, perché ho avuto questa grande chiamata, no, di ritornare alle mie origini, di iniziare a vivere anche in quelle che sono chiamate le periferie del mondo, no, parlando anche di geografia, non solamente in questi centri, diciamo così, globali. E quindi ho avuto il desiderio forte a vedere te che realizzava quel sogno a Tertenia, che comunque è un paesino dell'Ogliastra, insomma, è stato molto incoraggiante per me. Infatti mi ricordo, caspita, non sono da sola, ci sono altre persone che stanno comunque creando di cercare qualcosa, di creare qualcosa di alternativo in quelle che sono appunto le periferie del mondo. Io Tertenia all'Ogliastra la chiamo così. Ed è stato molto bello e molto incoraggiante. Sì, e mi ricordo che mi parlassi insomma delle tue attività, perché tu comunque ti occupi di sciamanesimo non solo a livello antropologico, ma proprio l'applicazione dello sciamanesimo. E io ti dissi: guarda, io voglio essere chiara con te. Se vuoi partecipare ai nostri progetti, che cosa ti dissi? Devi fare il percorso. E tu l'hai fatto! Sì, no, perché da subito sei stata molto chiara, che è una dote che io adoro nelle persone e adoro in te, insomma. E mi hai detto: guarda, c'è da fare il corso. Io ho pensato che effettivamente io di pedagogia poco ne conoscevo, no? Anche questo è interessante, come comunque lavorare all'università non ci sia un percorso di pedagogia, lo stanno inserendo, però non si studiano, diciamo così, persone che hanno fatto la differenza nel mondo della pedagogia. Ci sono corsi dove, però comunque più che altro come interagire con gli studenti, però non un percorso così serio come quello che invece poi ho iniziato a Scuola Agire. Che tra l'altro ho trovato molto interessante per 2 motivi, Adele. Il primo motivo è perché da un lato abbiamo le origini, la storia, vediamo la pedagogia, proprio insomma la studiamo insieme. Dall'altro lato c'è un percorso di psicosintesi e quindi anche un percorso di individuale, perché comunque
fare un percorso di pedagogia alternativa vuol dire che prima di tutto dobbiamo capire anche chi siamo noi e come insegniamo. Un po' il discorso che facevamo da poco, no? Nella lezione di pedagogia interculturale. Prima riconosciamo da dove veniamo, come io insegno, come io vedo l'aula, e poi da lì è come sono io come individuo, che cosa io posso passare a degli studenti, e poi da lì appunto pensare a come poter fare la differenza. Esatto. E quindi c'è un dopo. Dopo aver fatto Scuola Agire, che comunque a sentirti parlare, insomma, è stato abbastanza efficace, parlaci un po' di che cosa in fondo è cambiato, ovviamente non nella sostanza, perché ancora tu adesso sei in Inghilterra, anche se hai iniziato ancora un nuovo progetto anche in Sardegna, ma parlaci un po' del dopo Scuola Agire. Allora, del dopo Scuola Agire devo dire che senza dubbio ha avuto un impatto forte nella mia maniera di fare lezione, anche se purtroppo io sono comunque nelle classi eccetera, quindi è abbastanza limitato, però allora, a Scuola Agire ho proprio imparato riguardo alla centralità dello studente. C'è qualcosa di diverso, no? Lo studente diventa il soggetto attivo di conoscenza, quindi io interagisco nelle classi in maniera diversa rispetto a come lo facessi prima. Poi dopo Scuola Agire ho sentito l'esigenza forte di aggiungere diciamo così, una gita scolastica, un ritiro, lo chiamo, di 3 giorni in un ecovillaggio, perché alcune delle cose che insegno sono appunto sostenibilità, pratiche sostenibili, però in maniera concreta, non solo a livello di obiettivi globali di sostenibilità. E quindi porto gli studenti per 3 giorni qui in Galles a vedere con mano, toccare, parlare con i residenti di un ecovillaggio, perché credo che poi andare nel campo sia fondamentale. Quindi anche questo, no? All'inizio avevo un'idea, poi invece dopo l'anno scorso io questa cosa l'ho implementata, l'anno scorso io ho finito il secondo modulo. Quindi ha creato un approccio proprio diverso rispetto a come io mi relaziono con gli studenti. E poi Scuola Agire è un percorso di vita. Cioè, non può non entrarti dentro. Forse un'altra delle cose che veramente è stata fondamentale nel dopo Scuola Agire è anche in relazione alla psicosintesi, e quindi capire anche le varie facce, le varie sfaccettature che ci sono dentro di me. Disegnare le subpersonalità, essere a contatto, meditare sulle subpersonalità, ti fa in qualche maniera entrare più in pace con te stesso, perché quando iniziamo a capire che dentro di me ci sono diversi componenti, diversi personaggi, diversi attori, è più facile mandare avanti la sceneggiatura, no? Piuttosto che entrare in conflitto con se stessi, che credo che sia una cosa che veramente non porti a niente nella vita. Quindi ha avuto questo doppio risvolto. Allora, visto che hai parlato di sceneggiature, parliamo dell'attività che stiamo facendo anche insieme, che è il teatro evolutivo. Come è nato questo progetto? Parlane tu, perché io ne parlo continuamente. Sì, il teatro evolutivo è stato molto bello, perché dopo appunto Scuola Agire, il secondo modulo, diciamo così, ho avuto proprio l'esigenza perché comunque durante Scuola Agire abbiamo fatto delle lezioni di teatro evolutivo, no? In un posto meraviglioso, tra In un l'altro. posto meraviglioso, eravamo in Ogliastra, eravamo nella pineta di Barisardo, e ho detto, caspita, Adele, credo che l'arte vada inserita sempre di più, non solo nella pedagogia, ma nella nostra vita. Trovo che l'arte sia curativa. Il teatro, anche questo è un sogno dell'animo, il teatro evolutivo ti permette non di recitare un copione o manoscritto, ma di sentirlo nel tuo corpo. Cioè, quindi quando tu parli del maestrale, quando tu parli di determinati anche elementi della natura, tu li senti prima di tutto dentro di te, quindi è questo il lavoro che fa. Scuola Agire ti permette, il teatro evolutivo ti permette di comunicare profondamente con il tuo corpo, in modo che l'espressione venga dal tuo corpo, venga dal tuo utero, venga dalla tua pancia, non viene solamente dalla testa, quindi lì arriva. Quindi è molto bello. E abbiamo iniziato questo percorso anche in Sardegna, dove abbiamo deciso di approfondire. Giusto, stiamo creando appunto abbiamo già creato una compagnia, il primo cerchio. A Cagliari. A Cagliari, e lì è bellissimo perché poi ritorniamo ai miti della Sardegna. Quindi abbiamo un incontro la prossima settimana dove stiamo appunto scrivendo il copione.
lì vibra tutto il mio corpo, perché si tratta appunto di fare teatro evolutivo con i miti della Sardegna, quindi non posso che ringraziarti per aver creduto in noi e per portare avanti questo progetto, anche se siamo agli inizi, perché già mi rendo conto dell'importanza che avrà nella vita di ognuno di noi e anche nella vita di chi parteciperà, spero, a queste rappresentazioni. esatto. Va bene. E visto che hai parlato anche di utero, parliamo del fatto che a Scuola Giri abbiamo questa usanza che i partecipanti dei corsi possono poi proporre proporsi come docenti di materie che sono, diciamo, nel loro mood, diremo in inglese. E tu sei stata, insomma, sei una delle nostre docenti di Scuola Giri ormai più amate con il tuo insegnamento di gravidanza consapevole, che fa parte anche del percorso sciamanico che stai facendo. Quindi, insomma, è una cosa. Ne vuoi dire qualcosa su Sì, su certo. questo insegnamento? Sì, certo, per me quella lezione di gravidanza consapevole è molto bella, è molto intima, perché posso condividere molte delle riflessioni che ho fatto durante la mia iniziazione sul divino femminile, fatte e guidate dalla sciamana Alba Maria in Brasile, e di conseguenza posso offrire questo spazio che permette appunto di vedere la gravidanza in maniera diversa, di vedere il concepimento in maniera diversa, di capire che l'educazione non parte solo dal momento in cui il bambino è nato o comunque va a scuola, ma da molto prima, da ancora prima che sia concepito. Quindi alla fine diventa un percorso spirituale. Quindi è bella perché permette proprio anche di toccare questa spiritualità e di capire la delicatezza di questa fase. Sì, infatti. Sì. Bene. E poi niente, come docente della Libera Università stiamo appunto proponendo questo corso di geografia umana che ripartirà il 21 novembre. Ce ne vuoi parlare un pochino perché geografia umana magari è un titolo che può, diciamo, a Sì, scuola poche persone hanno amato la geografia. Io sì, ma sì, tanti hanno. purtroppo sì, poche persone hanno amato la geografia perché purtroppo la geografia è stata ridotta a delle cose molto basiche, senza capire in realtà il cuore della geografia. Geografia umana è proprio la relazione tra il territorio e le persone, quindi noi la viviamo quotidianamente. Cioè, in realtà un corso di geografia umana per molti versi è un corso anche per poter capire come vivere meglio in questa terra, come essere un cittadino diverso, come vivere la terra in una maniera dove noi ci relazioniamo ad essa, piuttosto che la sfruttiamo, la utilizziamo. Il corso per me è molto bello perché viene dallo studio che ho fatto dal 2009, da quando sono arrivata in Inghilterra, quindi da quando ho fatto il dottorato, da quando ho fatto la mia ricerca sulle comunità rurali, sugli ecovillaggi e poi tutti questi anni di insegnamento. Quindi mette insieme quelle che sono forse anche le conoscenze principali, no? Proprio le cose chiave che io ho imparato in questi anni. E che prima di tutto è un percorso anche di decolonizzazione. Parliamo spesso di decondizionamento, giusto? Di come scuola gira e porta. E anche geografia umana noi facciamo un lavoro dove cerchiamo di capire la geografia in maniera diversa. Quindi se pensiamo che geografia è una cosa, nel corso viene smontata e la iniziamo a capire in maniera diversa. Quindi facciamo un percorso un po' di geografia dello sviluppo per poi arrivare a parlare anche di ecovillaggi, di parlare anche di come gli ecovillaggi siano delle pratiche esemplari nella nostra terra, ma poi arriviamo anche a concludere con la geografia del nostro corpo e quindi come il corpo inteso come territorio. E quindi anche Bellissimo. in qualche maniera si parla anche di biopolitica per alcuni versi, no? Quindi è un corso molto bello, nel senso è molto bello perché è un corso che arriva dalle mie passioni, dalla mia anima e poi ci può veramente aiutare a distruggere alcuni concetti e a capire forse delle cose diverse. Soprattutto in quest'epoca di transizione.
Sì, Tra modelli che stanno cadendo, basta vedere quello che sta succedendo in Africa, dove il neocolonialismo occulto è venuto finalmente alla luce e i militari se ne stanno tornando a casa, in un momento dove abbiamo dei territori dilaniati da guerre che durano da decine di anni, perché le guerre sono prima occulte e poi alla fine esplodono. E quindi vedere questi modelli, secondo me, di vivere la terra in una maniera completamente diversa, secondo me crea in noi una grande apertura di consapevolezza, pensando che se può fare, è possibile. sono d'accordo. Guarda, proprio ieri Adele parlavo con la proprietaria della casa dove sono qui a Manchester e lei mi diceva, guarda, io vorrei vivere in maniera diversa, c'è qualcosa di questa società che a me non piace, ma sono proprio bloccata, cioè non so come, non so da dove iniziare. E io gli dicevo, cara mia, è possibile. Lei mi guardava così, dicevo sì, in realtà è possibile, dicevo guarda io sono circondata da persone che vivono in maniera alternativa, che ci credano, che creano realtà diverse, sia nel loro mondo di lavoro che nel loro contesto sociale, comunitario, eccetera. E lei mi guardava un po', diceva, boh, ma ci credo o non ci credo, però ho lanciato un seme, nel senso che, caspita, se è possibile, però spesso non sappiamo che Da cosa c'è. dove, da Esatto, da dove dove partire. cominciare anche. Sì, e quali possono essere i nostri nuovi punti di referenza, perché ancora viviamo con quelli vecchi. Sì. È su Quindi, quello che quindi giocano. In fondo, se ci pensi, la scuola pubblica, che ormai è diventato soltanto un indottrinamento, ho visto addirittura nei libri di scuola, delle scuole medie, i punti dell'Agenda 2030. Quindi alla fine ti chiedi, è normale che tu poi a una certa età dici, ma perché non si può vivere in una maniera diversa? Perché sì, chiaramente non ti hanno mai mostrato la possibilità di fare la differenza, perché poi alcune persone che sono quei pazzi, quei pochi pazzi pionieri che con indicibili sacrifici, eccetera, iniziano percorsi di vita diversi, queste persone poi ti danno la possibilità di capire che è possibile, se si vuole. certo, è possibile. E quindi dobbiamo anche iniziare a portare effettivamente anche le notizie. Parliamo in realtà di quelle pratiche, di quelle alternative, di scuola agire, di quelle forme educative che già stanno facendo qualcosa di diverso, perché in realtà siamo tanti. E che Sì. spesso siamo o nascosti o non visti. Quindi anche il mio dottorato aveva proprio l'intenzione di, io voglio parlare di qualcosa che a me mi sta ispirando, che nella mia vita mi sta dicendo, ah, posso vivere in una maniera diversa, più relazionata alla natura. Insomma, che sento più affine a me stessa. Però ci sono e siamo in tanti, Adele, infatti dobbiamo sostenerci, svegliarci, parlarne di queste realtà. Assolutamente d'accordo. Io ti ringrazio per questi messaggi, questi contenuti che ci stai dando. Siamo sulla conclusione, vuoi lasciarci qualche altra perla, visto che parliamo di argomenti così importanti per quest'epoca, soprattutto travagliata che stiamo, per questo passaggio travagliato che stiamo vivendo. Sì, forse una cosa mi sta venendo che ho visto da pochissimo mentre camminavo attraverso la Sardegna quest'estate. Ah, dillo che hai fatto questo Sì, percorso è pazzesco. vero, ho fatto il cammino di Sant'Oiacu, che è un cammino di circa 500 chilometri alla fine, un po' meno, però Da sola? 490 da sola ad agosto, quindi sono andata da Cagliari a Porto Torres, è stata una bellissima iniziazione attraverso il cuore della Sardegna, no? E c'era questa farfalla. C'era questa farfalla di cui un'ala era completamente rotta. E dicevo, caspita, questa qui non so se riuscirà a volare, la vedo difficile perché aveva l'ala completamente. Poi a un certo punto prende e inizia a fare questo volo meraviglioso. E riflettevo molto sul concetto del fatto che noi spesso pensiamo che per fare le cose o dobbiamo essere perfetti o deve essere tutto a posto, ci deve essere in realtà anche solo il desiderio di fare quel volo nella vita, parte da provarci, dove non c'è bisogno di avere quelle ali perfette che volano. Per me è stata una grande ispirazione questa farfalla e mi ha commosso tanto, no? Perché poi ha fatto delle volate meravigliose lì tra gli elicrisi, tra tutte le erbe che c'erano.
E quindi non aspettiamo di avere, insomma, queste ali perfette, devo aspettare migliori tempi per poter iniziare qualcosa, ma proprio come siamo adesso, proprio con le nostre vulnerabilità, anche con le nostre insoddisfazioni, lanciamoci. Ecco, meraviglioso messaggio che è proprio in linea con la nuova pedagogia. Viviamo il qui e ora, perché c'è solo quello in realtà, non è che c'è il futuro, è la conseguenza del nostro vivere il qui e ora. Quindi se viviamo un bel qui e ora, molto probabilmente avremo anche un bel futuro. Ecco, io direi Sì. di salutarci con questo. Non vedo l'ora di rivederti adesso che tornerai in Sardegna per fare le prove del nostro spettacolo, che parlerà appunto dei miti della Sardegna. E niente, allora Isha, un bacione Grazie Adele, grazie a tutti, un piacere. e noi ci rivediamo con la prossima chiacchierata. Arrivederci!